di tutto quello che è tecnico non ne posso parlare, ma neanche non voglio parlarne perché non saprei fornire proprio nessun dato, se no lo direi. Non si può assolutamente capire perché appunto erano tutti coperti insomma, e non è che hanno chiacchierato con noi, cioè chiaramente l'unica cosa che mi dicevano a me personalmente è muoviti, ecco, veloce, E lei cosa... veloce. Sapevano cosa fare, come muoversi e che cosa avrebbero trovato. I banditi hanno sottratto alla catena gioielli di Valenza 200.000 euro in pochi minuti. Sono ancora diversi i buchi neri intorno alla rapina a mano armata di mercoledì sera. L'allarme antincendio, ad esempio, collegato alle forze dell'ordine che non è scattato o potrebbe non essere stato inserito. Poi il calo di tensione nel supermercato, non distante dall'esercizio. Inoltre l'assalto messo a segno proprio quando nel negozio non c'erano clienti ma solo le due commesse. Soprattutto però il fatto che la catena Gioielli di Valenza, nata 60 anni fa in Italia ed oggi sul territorio nazionale con 60 punti vendita, è stata presa di mira in 10 anni 11 volte. In un episodio il 26 ottobre 2014 a Pavia un gioielliere fu picchiato e imbavagliato. L'ultimo colpo il 7 luglio scorso a Milano. Ad entrare in azione sempre un comando armato. Una catena nata per bypassare la filiera della grande distribuzione e portare in negozio gioielli realizzati direttamente in laboratori artigianali, senza intermediari. Da qui i prezzi competitivi. Prodotti che con il marchio Gioielli di Valenza risultano ben visibili anche nelle loro vetrine online con i relativi prezzi e dunque molto esposti. Insomma, i banditi sapevano che cosa avrebbero trovato in quel punto vendita. Le indagini sono serrate in collaborazione con le forze dell'ordine che già hanno indagato sui precedenti colpi. Le commesse prese in ostaggio hanno preso qualche giorno di pausa intanto per riprendersi da quanto accaduto, qualche giorno di ferie, conferma Federica, che coraggiosamente quella sera prese il posto della collega sotto shock in ostaggio dei rapinatori. Sono qui da mia mamma, Ha fatto tranquilla. Ieri bene? sono rimasta tutto il giorno a casa sola, però ho detto, "Toh, mi viene l'ansia, quindi oggi sono venuta dalla mamma."